Mister, intanto i complimenti per la partita, perché il pareggio vi sta un pochino stretto visto quello che avete fatto durante il primo tempo, una gran bel Borgo Valbelluna. Sì, c'è rammarico, sicuramente venivamo da una partita non fatta bene a livello di atteggiamento e da questo punto di vista non posso che fare i complimenti ai ragazzi, però sono sincero, questi sono 2 punti che mancano alla nostra classifica. Dovremmo migliorare sicuramente anche in questi episodi, però non sono sicuramente io che si attacca ad episodi, non ho alibi, quindi doveva finire così, però c'è qualche rammarico, sì. L'avevate studiata così? Perché ho visto che ripartenze veloci nel primo tempo vi riusciva un po' tutto, li avete beccati su qualche loro indecisione, però bene. Sì, quella era la partita che abbiamo preparato, sicuramente era uscire dalla loro prima pressione per cercare poi la profondità. Sì. Le nostre qualità sono quelle. Peccato perché secondo me, avendo un po' più di pulizia tecnica, sicuramente potevano esserci più gol e quindi quello poi alla fine lo paghi. Non ha pagato nemmeno fisicamente, sì, siete un po' calati, però non poi più di tanto, quindi anche lì c'era solito... No, ma non era sicuramente un problema fisico, anzi abbiamo riprovato a ribattere colpo su colpo, ci sta che una squadra comunque forte come il Porto Mansuè sotto di 2 gol provi a spingere, quindi hanno trovato sì 2 palle inattive e cercheremo di migliorare anche su questo. La nostra salvezza comunque passava anche da sta partita, l'atteggiamento, ripeto, non si può dire niente, sicuramente dopo un primo tempo così non pensavo di andare via con un punto, insomma, ecco.